e in coda al quartetto Vieri Deni Griff. Arriviamo al paletto dei 600 metri passati in 44,4. Sempre in fila indiana i 4 rimasti con in vantaggio Unicrec, Alessandro Gocciadoro, seguito da Ularisaia TRGF con Antonio Greppi, poi a breve distanza Vodka Bay e Vieri Deni Griff. 58,3, ancora un 13,9 davanti alle tribune. Non l'esita andatura Alessandro Gocciadoro con la figlia di Varen che sta arrivando al chilometro passato in 1,12,8, sempre Ularisaia lì in seconda posizione, poi Vodka Bay e Vieri Deni Griff che cercano di tenere contatto. Siamo a poco più di 450 metri dalla conclusione con in vantaggio Unicrec. Ularisaia, si ricompatta il gruppo, accenna a spostare all'esterno Vincenzo Luongo con Vieri Deni Griff, ma trova l'anticipo di Ularisaia che accenna a spostare, ma Unicrec ancora salda a battistrada. Siamo a 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 14,7, retta d'arrivo Unicrec in vantaggio, si butta di dentro Ularisaia TRGF, ma Unicrec ancora buone energie e si difende nettamente su Ularisaia TRGF. Al terzo posto Vodka Bay, ancora 28,8, chiudere 1,12,2 la media al chilometro per Unicrec. Alessandro Gocciadoro la guida al training per il signor Edoardo Guida. La vittoria della figlia di Vareni in percorso di testa, la quota da controfavorita di 2,95.